benvenuti i sindaci, grazie assessori, vice sindaci e consiglieri per essere qua, grazie comandante Pinna per la sua presenza e grazie a tutte le istituzioni qua presenti. Un ringraziamento anche a tutti voi cittadini che state accogliendo Don Nicolò questa sera, grazie e benvenuti nella nostra parrocchia di Maracalagonis. Oggi sento l'onore di porgere i saluti dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Maracalagonis, delle persone qui presenti, di quelle che non hanno potuto partecipare a questa celebrazione e di quelle che nel tempo, per tanti motivi, si sono allontanate. Nella comunità come la nostra, il parroco, prima di tutto, il sindaco, il medico, le forze dell'ordine rimangono ancora un punto di riferimento. Oggi vorrei che la sua presenza, caro Don Nicolò, assumesse un valore aggiunto per tutti noi e per questo motivo auspico di poter intraprendere con lei un dialogo costruttivo, una lunga e fattiva collaborazione per il bene di tutta la nostra comunità. Maracalagonis, cari concittadini, nel tempo è mutata nel mutare dei tempi e siamo tutti spettatori, voi lo sapete, di un calo anche delle vocazioni sacerdotali e con queste anche della possibilità di una disponibilità pastorale che consenta di avere un parroco a tempo pieno che si dedichi alle varie comunità parrocchiali. Per questo la sua accoglienza e insieme anche gratitudine verso il Signore e verso la Chiesa e verso lei, vicario, grazie. Questo che accogliamo appunto come dono ci fa auspicare il risorgere attorno e in seno alla parrocchia di un luogo di accoglienza e di ritrovo importante come l'oratorio, ad esempio, che ha visto crescere generazioni di maresi e che nella nostra memoria è un vivo ricordo che non ci fa dimenticare tanti momenti perduti. Siamo un paese in cui è viva la voglia, nella nostra gente la voglia, il desiderio di aggregazione, di condivisione, di confronto e di carità. Grazie anche alla Caritas parrocchiale che per tanti anni, fino ad oggi, ha saputo seminare quei valori indispensabili per la crescita umana, spirituale e civile dei giovani e delle persone tutte che animano la nostra realtà. Con un vero confronto sapientemente guidato ci si unisce, ci si fortifica, facendo fronte anche alle minacce e alle inevitabili difficoltà della vita. Vorremmo che lei, caro Don Nicolò, cogliesse e facesse sue queste fiammelle di speranza. Siamo una comunità generosa, operosa e anche premurosa, composta da tantissime persone che sono ciascuna nella sua specificità la vera ricchezza del nostro paese, sia in forma individuale che nelle sue espressioni come componenti delle associazioni, oggi tutte qui presenti, che operano nel territorio e si prodigano per un genuino e puro spirito di volontariato al vantaggio di tutti. Persone, le associazioni culturali, sportive, i comitati parrocchiali rispondono sempre alla chiamata dettata dalle esigenze e si pongono a disposizione della comunità in modo fattivo e disinteressato ed è bene ricordarlo. Da parte dell'amministrazione comunale ovviamente possiamo assicurarle che garantiremo la massima disponibilità, l'ascolto, il confronto, il sostegno nel comune, anche sentire che si concretizza e condividere, come abbiamo sempre condiviso d'altronde, il fondamentale e irrinunciabile principio che è l'obiettivo primario, che sta al centro di tutto il nostro impegno e del nostro operato, che è il servizio alla persona in tutte le sue esigenze per cercare di offrire una valida risposta ai suoi bisogni e alle necessità. Durante la celebrazione, nel momento della processione offertoriale, caro Don Nicolò, le anticipo che porterò un dono assieme a 2 persone, ma non ve le svelo. Rappresentano comunque i bambini e gli anziani, 2 generazioni
tutto ciò che contribuirà ad una crescita umana e spirituale in ogni abitante del nostro comune, con la speranza e l'auspicio di poter affrontare insieme, comunità religiosa e civile, gli eventi della quotidianità, per essere vicini nel portare nel cuore tutte le persone indistintamente e per poter raggiungere gli obiettivi comuni e progettare insieme il futuro attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni. Caro Don Niccolò, mi avvio alla conclusione. Vorremmo che il suo arrivo potesse quindi trasformarsi in un richiamo, in uno stimolo per raggiungere gli obiettivi comuni. Per questo le chiediamo una presenza attenta, una presenza assidua, una collaborazione costruttiva, ben sapendo anche di chiederle tanto. Ma San Francesco ci ha lasciato questo insegnamento. Cominciate col fare il necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ed è questo l'augurio che le facciamo con tutto il cuore. E allora mi permetta un pensiero personale a nome di tutti gli amministratori comunali, di tutta la cittadinanza. Un aspersorio per lei, per benedire la comunità tutta da scoprire. Grazie. Un aspersorio appunto per benedire una comunità, le case, per andare a bussare nelle case, per andare a conoscere i fedeli uno ad uno, i malati che cercano conforto, i giovani apparentemente sfrontati ma sono solo giovani insicuri, madri e padri distratti o solo preoccupati, e tutte le persone, Don Niccolò, che hanno bisogno di una scintilla che faccia divampare nuovamente una fede magari assopita, e persone soprattutto giovani che intendono testimoni credibili, fedeli e sinceri. Ancora benvenuto tra noi Don Niccolò e grazie.
Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, sia con tutti voi. Carissimi, la nostra comunità parrocchiale della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli Mara Caladonis, vive un momento di particolare gioia e scusa perché riceve dall'Arcivescovo il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Niccolò Sebastiano Crogioli. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa in cui Cristo vive ed opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo regno. Preghiamo. Essendo vacante la parrocchia della Santissima Vergine degli Angeli di Mara Caladonis, in seguito al trasferimento del parroco Don Elvio Cuddu, col presente decreto nominiamo te, Don Niccolò Sebastiano Crogioli, nato a Cagliari il 26 aprile 1985, ordinato presbitero l'11 settembre 2010, parroco della parrocchia della Santissima Vergine degli Angeli di Mara Caladonis. L'incarico ti è conferito per 9 anni, a norma del canone 522 del Codice di diritto canonico, in conformità alla delibera 17 del 6 settembre 1984 della Conferenza Episcopale Italiana. Ti accompagna la nostra preghiera, dato in Cagliari dalla sede arcivescovile in data 1 ottobre 2023. Giuseppe Laturi, arcivescovo metropolita di Cagliari, Monsignor Ottavio Zeri, cancelliere arcivescovile. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo regno. Fa che la comunità parrocchiale della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, cresca e si edifichi in tempio santo del tuo Spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
tuo Vescovo questa famiglia parrocchiale, annunciando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Per i fratelli e sorelle, ringrazio con cordialità Monsignor Vicario Generale per avermi oggi accompagnato e per le parole che mi ha rivolto. Saluto con affetto i reverendi sacerdoti, ringraziandoli per la presenza e vicinanza. In particolare saluto i sacerdoti della Forania del Gerlei, che per 12 anni è stata la mia casa sacerdotale. In Forania abbiamo vissuto la bellezza della fraternità sacerdotale, cosa rara, incontrandoci 8 volte al mese per le confessioni mensili, fatte sempre con grande fedeltà. La convivialità, segno dell'amicizia tra noi, è stata per me occasione di crescita e maturazione. Di questo voglio ringraziare espressamente il vicario foraneo, Don Ferdinando Lotto, per la grande amicizia che mi ha rivolto, per le correzioni e gli ammonimenti e per avermi sempre voluto bene. Ringrazio tutti gli altri sacerdoti della Forania per l'amicizia cordiale, li ringrazio per essere qui stasera insieme a me. Saluto la Forania di Dolianova, i sacerdoti presenti, spero in una fruttuosa collaborazione sacerdotale e in un'amicizia che fonda le sue radici in Cristo. Saluto la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, e tutta l'amministrazione per la disponibilità e cortesia usata nei miei riguardi per preparare assieme a tutte le associazioni e comitati che ringrazio fin d'ora il mio ingresso. Grazie veramente Francesca per la premura, grazie davvero di cuore. Ringrazio la priora, signora Maria Assunta, e le ministre che da subito mi hanno accolto con grande cordialità. Grazie davvero per quello che avete fatto e per la preparazione di questa splendida nostra chiesa. E insieme a loro saluto e ringrazio tutti i collaboratori della parrocchia che imparerò a conoscere. Fin d'ora vi dico grazie per quello che avete e continuerete a fare. Ringrazio i sindaci di Silius e di Goni per la presenza assieme alle mie ex 2 parrocchie di Santa Felicita Perpetua e di San Giacomo. Vi voglio ringraziare qui pubblicamente perché siete stati per me una vera famiglia. Mi mancheranno molto tante cose di quei luoghi così santi e così belli, così come le persone con le quali si è realizzata una vera e propria amicizia. Saluto oggi i presenti le priore del Rosario di Silius, Valentina Cilina, e di Goni, Barbara Spano, con le priorissime. Saluto la priora del Santissimo, Deborah Lecca, e le sue compagne, la priora di San Francesco, la signora Mirella Manca, con le terziarie. Ringrazio il comitato delle Sante Felicite Perpetua, il coro di Silius che ha animato stasera la Santa Messa, cantando la Messa di Gounod, una fra le mie più belle preferite, insieme al maestro Andrea Pilloni. Grazie cari amici di Silius e Goni, siete stati e continuerete ad essere importanti per me. Non è facile, cari cristiani di Maracalagonis, prendere per la prima volta la parola in una comunità cristiana. Non è facile, in particolare per chi, come me, oggi è chiamato a guidarvi. Non è facile perché si entra a far parte, in punta di piedi, e peraltro in maniera del tutto peculiare, in una comunità che ha una lunga storia e che affonda le sue radici proprio nel primo annunzio dell'Evangelo che ha ricevuto la nostra amatissima Chiesa di Cagliari. Non è facile perché ho la consapevolezza di essere l'ultimo di una lunga serie di ministri che hanno servito egregiamente questa comunità prestigiosa. Il Vangelo che abbiamo ascoltato e che Monsignor Vicario Generale ci ha così descritto magistralmente ci parla di un'attesa e di una domanda. Quando verrà il regno di Dio? Questa è forse la domanda che riassume ogni nostra attesa, ogni nostro desiderio e che esprime i dolori spesso nascosti che ci portiamo dentro.
Ogni uomo che si aggira sulla terra porta in sé, espressa o meno, questa domanda: quando verrà il regno di Dio? Quando si avverrà la promessa di realizzazione autentica dell'uomo? Quella promessa custodita dalla legge di Mosè, annunziata dai profeti e realizzata nella persona di Gesù nostro Signore. Gesù risponde in modo sorprendente: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Nessuno potrà dire eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è già in mezzo a voi. Eppure gli eventi che scuotono il mondo in questi giorni ci potrebbero dare abbastanza ragione per chiedere a Gesù: Signore, ma come può essere questo il regno che tu prometti? Come può essere qui il regno di Dio se davanti a noi scorrono violenze, ingiustizie, se tra di noi non c'è amore, se nel mondo c'è abuso, guerra e ogni tipo di tragedia umana? Sì, la signoria di Dio, nonostante la vittoria certa in Gesù, ancora deve manifestarsi sovrana su tutte le cose, ma il regno di Dio è già qui. Il regno è qui, cari cristiani di Maracalagonis. Ogni volta che un fratello cerca di vivere nella sua carne il Vangelo di Gesù Cristo, ogni volta che viviamo fedeli alla promessa delle beatitudini, ogni volta che un fratello è Cristo per il suo fratello, il regno, cari fratelli, è qui a Maracalagonis. Cari fratelli, il mio ministero fra voi non è altro che questo. Io sono solo un prete, non faccio altro, non so forse fare altro che annunciarvi che in Gesù Cristo ogni attesa è soddisfatta, che Lui è l'unica verità possibile, che non esiste opinione, ma solo la verità di Cristo, e che ogni nostra storia verrà ascoltata. Sono qui, fratelli e sorelle, per annunciarvi che la vita del Vangelo è possibile per tutti. Carissimi, vi chiedo una cosa che certamente stasera non mi negherete. Pregate per me. Pregate perché possa aiutarvi a servirvi, perché questo sono, servo al vostro servizio, con i miei difetti e con i miei pregi. Nell'orazione dopo la comunione, che avremmo letto se avessimo fatto il formulario della domenica, avremmo pregato così: per il tuo Spirito comunicato a noi in questi sacramenti, ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Questo solo io vi chiedo, fratelli. Pregate il Signore perché io possa essere docile al suo Spirito, affinché possa rimanere fedele al servizio di Cristo che oggi mi affida attraverso le mani del Vescovo, che ringrazio e saluto, e per le mani del suo Vicario Generale, questa vostra comunità, per servirlo in ciascuno di voi. Grazie per quello che avete fatto, per l'accoglienza, per il bene che so già mi volete. Pregate per me, uniti serviremo il Signore per rendere questo luogo una porzione del regno di Dio, un luogo benedetto dal Signore Dio. Ci aiuti la Madonna Santissima, nostra augusta patrona, e Santo Stefano, nostro patrono. Grazie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. E vi conceda la sua pace. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Come
Amen.